prodotti da parte della Regione in questo momento di studio, di riflessione, di approfondimento su un tema che è quanto mai attuale. Proprio in questa sede in più occasioni abbiamo ricordato quanto il Veneto, come realtà produttiva forte del nostro Paese, sia soggetta anche a questi fenomeni di presenze criminali che approfittano, diciamo così, delle filiere produttive per inserirsi, per far muovere un'economia sotterranea che danneggia in maniera pesante l'economia legale e ufficiale. I dati sono preoccupanti, l'abbiamo visto anche da uno studio dell'università, come la presenza dell'economia mafiosa e soprattutto l'infiltrazione, diciamo, di questi elementi di contraffazione nelle filiere produttive possa davvero minare alla base una serie di settori importanti e trainanti della nostra economia. I distretti produttivi del Veneto hanno subito, diciamo, la crisi in questi ultimi 10-12 anni, però lentamente ne stanno uscendo anche in maniera importante, però è chiaro che la lotta alla contraffazione, alla tutela del marchio, alla tutela, diciamo, della originalità dei prodotti è uno sforzo che deve vedere insieme tutte le istituzioni, quindi mi fa piacere che appunto in questa occasione sia presente anche l'istituzione regionale insieme a quella locale, i comuni eccetera, per far sì che le presenze e le attenzioni siano a tutto campo, dalle forze dell'ordine alle forze di polizia locale, alle associazioni. La Camera di Commercio ha un ruolo importantissimo in questo settore e fare squadra proprio per arrivare a stanare queste presenze e soprattutto a chiudere in maniera per quanto possibile definitiva queste presenze. Quindi grazie per questa opportunità, buon lavoro, grazie per il viso pubblico e continuiamo insieme questo lavoro.